Cari amici di Posti e Pasti, oggi il mio Veneto delle meraviglie vi porta a Caldogno. Io so che gli appassionati di calcio, al solo sentire Caldogno, dovrebbero immediatamente pensare a un grandissimo calciatore, Roberto Baggio. Ma oggi non siamo qui per incontrare, ai noi, Roberto Baggio. Noi siamo qui per conoscere quella che alle mie spalle appare già una delle opere più importanti di Andrea Palladio. Nonostante non sia inserita nei 4 libri di architettura, questa costruzione è attribuita senza dubbio al nostro grande architetto. Iniziata per volontà dei conti Caldogno, di Angelo Caldogno, negli anni 60 del 1500, è stata portata a termine nel 1570. E ora cerchiamo di avvicinarci perché già il retro è la dimostrazione di questa straordinaria architettura che ricorda tutte le particolari scelte di Andrea Palladio e le sue regole già anche qui applicate. Quindi ci avvicineremo, cercheremo di entrare all'interno e vi farò conoscere questa meraviglia. Questa è la facciata principale, in cui è evidente l'utilizzo sapiente del bugnato nei 3 archi centrali. La facciata nella parte trabeata più alta riporta proprio la data a cui accennavo prima e il nome del committente, quindi l'edificio si dà per concluso sicuramente nel 1570. Ha tutte le caratteristiche dell'architettura palladiana, le sue regole, le simmetrie, le proporzioni, ma questo edificio, passato negli anni 30 poi alla famiglia Nordera e nel 44 sequestrata dall'esercito tedesco, ha rivisto proprio la rinascita grazie all'intervento del comune che dagli anni 80 se ne sta prendendo grande cura e ha concluso un grande lavoro di restauro che ha interessato tutto il parco e la barchessa, che adesso vi mostro, fino al 2016. Questo edificio, vi dicevo, pur non essendo stato dall'architetto inserito nei 4 libri di architettura, è da tutti considerata opera sua e quindi rientra dal 1996 nel patrimonio UNESCO delle stupende ville palladiane. Come lo stesso Andrea Palladio ci racconta nei suoi libri di architettura, il pian terreno era adibito a cucine e cantine. L'attento restauro condotto dal comune di Caldogno durante tutto l'arco a cui accennavo prima ha evidenziato una struttura molto interessante, qui recuperata e mostrata al pubblico, in cui la canalizzazione dell'acqua è fondamentale per poter condurre tutte le attività necessarie alla vita della casa. Quindi quando si entra oggi in villa si passa prima in questo ambiente, proprio il primo piano, o meglio il pian terreno, che era adibito, come vedete, a cucine e cantine. Ovviamente adesso non le vedete le cucine e le cantine, ma potete veramente apprezzare l'enorme lavoro di restauro. E in questo pannello, che spero vediate perché ecco, adesso mi avvicino, ci sono proprio le fotografie che vi raccontano del recupero della facciata, del prima e del dopo, e quindi questo ci rende ancora più orgogliosi perché con sensibilità e grande amore la villa è stata portata al suo splendore, al suo passato splendore. Saliamo per la scala di servizio perché oggi la scelta di farci arrivare dal pian terreno e diciamo dal piano interrato in realtà e dall'ex piano delle cucine e delle cantine e salire per la scala che serviva alla servitù è abbastanza interessante per capire come come si venivano gestiti questi spazi. E adesso siamo nel salone. Ovviamente la famiglia e i loro ospiti salivano dalla facciata principale, sopraelevata proprio perché è la famiglia nobile che vive in questa villa e si deve distinguere dalla servitù che sta nel piano inferiore. Il salone è una meraviglia, è veramente la testimonianza di questa grandissima
lezione che dalla Toscana, da Roma, la maniera di dipingere, no? Arriverà anche da noi con queste enormi, veramente bellissime figure di telamoni che sorreggono la finta trabeazione e incorniciano delle scene di vita quotidiana. Sono scene molto comuni del 1500 negli ambienti nobili, chiaramente, perché troviamo un momento di musica da questa parte, poi se avanziamo nel salone, che è poi l'asse principale della struttura della villa, troviamo anche la cosiddetta merenda con alcuni dei prodotti tipici di quel periodo lì, molto ben delineati poi questi volti, tanto è vero che qualcuno pensa siano ritratti dei membri della famiglia. E poi dall'altra parte la famosa scena di danza e quello che è da tutti considerato, ovviamente torno un attimo indietro perché questo personaggio il cui volto forse al centro, no? Il cui volto è così ben delineato, così ben disegnato, pare sia lo stesso committente. E Giovanni Antonio Fasolo è il pittore che ha realizzato questa serie di affreschi, non è l'unico a operare qui in villa e che dà prova grandissima del suo talento in una delle costruzioni in cui le sue opere si conservano molto bene. E quindi qui conserviamo l'ultimo affresco, che è il gioco delle carte, in cui vediamo proprio un'allegria, no? Una spensieratezza che sicuramente accompagnava la vita in villa di questi nobili De Caldogno, ma non solo De Caldogno, perché poi, come potete immaginare, le ville di Palladio superano i 20 esemplari e tutte queste famiglie gareggiavano anche per avere le dimore più belle, più raffinate. Adesso entreremo in una delle stanze, perché non vi faccio tutte le stanze per un discorso, perché io spero, vorrei che voi possiate venire qui in villa a Caldogno ad ammirare questi capolavori. Siamo nella stanza della Sofonisba e qui opera uno dei collaboratori più apprezzati dal nostro architetto, da Andrea Palladio, Giovan Battista Zelotti. Il tema della Sofonisba è uno dei più noti nella Vicenza del 1500 e non solo. E qui la vivacità dei colori e in un certo senso anche la teatralità degli affreschi ci racconta di come queste decorazioni servissero anche ad allietare o a ricordare ai nobili che qui frequentavano la casa queste vicende che erano abbastanza note e che talvolta venivano messe anche in scena per allietare le giornate di questa nobiltà. Bene, lasciamo questa stanza, ci portiamo lungo questo passaggio in un'altra delle stanze affrescate che ovviamente testimoniano anche lo stato ottimo di conservazione e il grande recupero che è stato effettuato grazie all'intervento del comune e ovviamente nell'ultima stanza noi ci ritroviamo con altri temi dalla storia antica romana e bellissimi caminetti che sono la testimonianza più raffinata della capacità scultorea delle maestranze che operavano in questo nostro territorio. Siamo alla fine del nostro percorso. Il personale della villa, gentilissimo, è disposto poi anche ad aprirvi il bunker, che adesso non vi faccio vedere. Siamo ancora in inverno, ma qui c'è chiaramente nel tempo, proprio durante l'occupazione nella seconda guerra mondiale, è stato creato un bunker dove era possibile ricoverare feriti e ammalati e anche alcuni spazi erano stati adibiti a sale operatorie. Un complesso quindi interessantissimo che racconta secoli di storia, secoli di passione, di amore per questa terra, per la costruzione
che Palladio ci ha lasciato qui a Caldogno e anche del sapiente, come vi dicevo prima, intervento del comune che ha aperto questi spazi e li ha ridati allo splendore originali. Bene cari amici, adesso è proprio tutto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre perché mi seguite, perché come me siete appassionati delle meraviglie che l'Italia, non solo il Veneto, conserva e ci dà la possibilità di ammirare, e vi metterò nell'articolo che accompagna questo video tutti i riferimenti, anche per poter venire non solo quando la villa è aperta, ma anche quando è possibile usufruire delle ottime guide locali che vi accompagneranno nella scoperta di questo patrimonio di Villa Caldogno. A presto amici e non perdete il prossimo video.